nostra azienda, fondata nel 1984, per cui sono 32 anni, fondata da tre fratelli, io sono il più giovane di tre. Veniamo da una famiglia estremamente povera e con le piccole risorse che avevamo abbiamo incominciato su un piccolo capannone con una macchina comprata di seconda mano, tra l'altro non era nemmeno, l'abbiamo dovuta adattare per fare i legumi. La macchina ha cominciato a confezionare esattamente il 13 settembre 1984. Se parliamo di innovazione, l'innovazione per noi è stata una costante nel tempo. Noi abbiamo pensato che il mondo ovviamente in cui vivevamo stava cambiando molto velocemente. Passiamo da fare il sacchetto normale come si faceva 32 anni fa ad arrivare a delle confezioni particolarmente sofisticate che possono essere non solamente essere precotte, ma sono condite e sono pronte all'uso. Abbiamo pensato alla precottura sempre rimanendo all'interno di un filone che da quando abbiamo cominciato di proporre delle cose assolutamente sane senza additivi chimici. Noi siamo in grado di essere flessibili all'interno di questo stabilimento con le confezioni le più innovative, le più di tendenza e quello che la catena distributiva ci chiede. Io penso che in tutti i sensi il nostro Paese abbia delle capacità, delle potenzialità che sono straordinarie. Abbiamo bisogno di modernità, abbiamo bisogno che se un giovane fa una start-up sia da una parte aiutata, se da una parte, se il progetto è valido, sia realmente aiutato a procedere, e poi che non ci siano tutto quello che a livello di burocratico, di tasse, di quant'altro, che noi rispetto a fare azienda in un'altra parte del mondo si può fare. Però penso che l'Italia abbia delle grandissime potenzialità, l'imprenditore italiano ha delle grandissime potenzialità, deve crederci, deve rimanere qui perché secondo me si può fare ancora molto per questo Paese, si può fare molto come imprenditori. Si parla spesso di fuga di cervelli, di giovani. Noi abbiamo sicuramente in due regioni italiane, che è quella lombarda e quella veneta, la maggioranza dei giovani rispetto alle altre regioni che vanno all'estero, e io dico che fanno bene, che devono andare all'estero. Dico che uno, quando si fa una cosa ci si deve credere, e ci sarà il momento in cui se l'idea era buona, se quello che stai facendo è all'interno di questo mondo globalizzato, funziona, sicuramente rompi il ghiaccio. Io auspico che i giovani facciano delle esperienze all'estero, brevi o meno brevi, in Europa o in altre parti del mondo, e però mi auguro che poi ritornino. L'esperienza all'estero secondo me è fondamentale. Un giovane che va all'estero si apre la mente. Ovviamente è normale che non solamente andare all'estero, ma ormai non è più nemmeno sufficiente parlare oltre l'italiano una sola lingua, bisogna comunicare, e la comunicazione è una cosa importante. Il coraggio è elaborare un progetto e pensare che anche se le persone che ti stanno attorno, che chi conosci ti dice questo è impossibile, il coraggio è di elaborarlo questo progetto e di crederci, e spesso il coraggio ti porta che arrivare al tuo obiettivo.
Io ho letto da qualche parte che uno molto più intelligente di me ha detto una volta che i progetti, la maggioranza dei progetti falliscono per paura. Il coraggio a livello imprenditoriale è pensare che la tua azienda, i tuoi prodotti, il tuo progetto ce la possa fare. Ma devi crederci con tutto te stesso. Questo è l'imprenditore che ha coraggio.